nuovamente in diretta, un benvenuto e un ben ritrovati a tutti voi telespettatori che dalle 12 state seguendo il nostro aggiornamento sulla situazione coronavirus. Abbiamo trasmesso in diretta integrale la conferenza stampa che puntualmente, come ogni giorno, sta facendo negli ultimi tempi il governatore Zaia, tenuto nella sede regionale della Protezione Civile. Si è parlato soprattutto e ha mostrato le mascherine che sono state prodotte dalle Grafiche Venete, dall'azienda del Padovano, leader a livello internazionale nella grafica proprio, mascherine che vogliamo ricordarlo, voglio specificare, non si sa ancora quando saranno disponibili per la popolazione, ma senz'altro appena avremo notizia in merito, perché sono tanti i messaggi che stanno arrivando proprio al nostro numero, al numero che state vedendo anche voi, il 340 32 18806, tantissimi messaggi che stanno arrivando di richiesta sul dove trovare queste mascherine. Ancora non sono disponibili, appena avremo notizie in merito, voglio ricordarvelo, vi daremo appunto tutte le indicazioni necessarie per capire come procurarle. Tra l'altro proprio c'è anche la scritta, il crawl che sta passando e lo state vedendo sui vostri teleschermi, in cui stiamo dicendo quando saranno disponibili. I telegiornali di Rete Veneta annunceranno tutte le modalità appunto per riuscire a recuperarle e capire dove verranno distribuite. In tutta questa vicenda, tutta questa vicenda che sta interessando le persone, ma sta interessando anche tutto il mondo degli animali, lo abbiamo sentito, perché sono tanti messaggi che arrivano su chi ci chiede come fare con il proprio animale per tutelare anche la sua salute, se deve disinfettare le zampe per esempio quando lo porta a passeggiare, per evitare che porti in casa agli umani qualche contagio. Allora abbiamo tutti i consigli che arrivano direttamente dagli esperti, dai veterinari. Buongiorno a tutti, sappiamo che la situazione purtroppo oggi, data dal coronavirus, preoccupa e ci obbliga giustamente a stare a casa, medici veterinari compresi. Tuttavia le esigenze veterinarie degli animali sono diverse, quindi gli animali gatti che hanno la tendenza a uscire continueranno a farlo, così come i cani devono uscire a fare la passeggiata e sporcare. Quindi i suggerimenti veterinari quali sono? Sicuramente stare in casa il più possibile, portare fuori il cagnolino il meno tempo possibile e non fermarsi a chiacchierare nei giardinetti pubblici, quindi cercare di stare fuori con il cagnolino il meno tempo possibile. Per quanto riguarda le esigenze veterinarie, assolutamente dovete telefonare prima al medico veterinario, non presentatevi direttamente nella struttura. In questo modo il medico veterinario, provvisto di mascherina e distanze autorizzate, riuscirà al meglio a soddisfare le esigenze di urgenza della medicina veterinaria in questione. Seconda cosa, che i nostri centralini, i nostri telefoni sono in questo periodo molto richiesti, sono le domande sul coronavirus con i cani, con i gatti. Trasmettono il virus? La risposta per adesso è assolutamente no, anche se nel web si va a cercare coronavirus con il gatto, quindi patologie feline e coronavirus, oppure vecchie protocolli vaccinali del cane contro il coronavirus. No, sono altre patologie, sono altri ceppi virali, quindi assolutamente no, non vi preoccupatevi, i cani e i gatti non vi trasmetteranno il coronavirus. Quindi cosa possiamo dire? Cosa ci chiedono? Possiamo disinfettare? Come possiamo pulire la casa, la cuccia dove vive l'animale? Come posso lavare, disinfettare il mio cagnolino, il mio gatto? Beh, allora voi mantenete per adesso quello che rutinariamente avete sempre fatto, quindi se lavavate il cane una volta al mese, 2 volte al mese a seconda delle vostre routine e esigenze, continuate a farlo. Questo vale sicuramente di meno per quanto riguarda il gatto. Sicuramente una regola importante: nel momento in cui voi tornate da una passeggiata potreste eventualmente con salviettine, gel, dischetti, schiume, disinfettanti, disinfettare le parti intime, le parti genitali, le mani, i piedi dei cani in questo caso,
per avere una buona disinfezione. In medicina veterinaria abbiamo diversi prodotti anche con un elevato potere antisettico. In medicina veterinaria sono registrati molti prodotti a base di clorexidina con diverse concentrazioni di efficacia, quindi vanno dallo 0,02 fino al 4%, quindi sono principi attivi disinfettanti dose dipendente. E come ultima regola sicuramente ricordatevi che purtroppo in questa stagione, marzo-aprile, del coronavirus, pulci, zecche, filaria, leishmanie, purtroppo non gliene frega più di tanto, quindi di conseguenza ricordatevi che dovete comunque trattare con gli antiparassitari proprio per evitare di avere, oltre al problema coronavirus, anche altri agenti patogeni in casa, che in questo momento proprio non è il caso. Di conseguenza posso dire forza ragazzi, forza colleghi, e andrà tutto bene. E comunque il consiglio, il messaggio che viene lanciato anche da tutti i veterinari ancora una volta è di stare a casa, di uscire, abbiamo sentito, il meno possibile quando si porta, il meno tempo possibile quando si porta il cane per i suoi bisogni. E un bello adesso il video che è stato realizzato dalle mamme che stanno accudendo i loro bambini all'ospedale di Montebelluna. Buongiorno mamme, siamo ancora qui a incontrarvi, a salutarvi, a dirvi che siamo pronte ad accogliere come sempre tutti i vostri bisogni, le vostre domande, siamo operativi, stiamo bene, come vedete la vita vince perché qui abbiamo i nostri nuovi arrivati. Mi raccomando, restate a casa, proteggetevi, lavatevi le mani e pensate con serenità a questo momento che state vivendo, perché siamo sicure che andrà tutto bene! Ciao mamme! Ciao, ci vediamo, ciao! Questo bel messaggio che viene lanciato, come sempre questo arcobaleno, questo davvero tripudio di colori, il messaggio di speranza: andrà tutto bene, davvero si sta divulgando e si sta diffondendo sempre di più, creando quel senso di unità tra le persone. Intanto continuano le sperimentazioni di farmaci per cercare di trovare quello giusto che possa combattere e contrastare in maniera definitiva il Covid-19. AIFA avrà maggiore autorità nella sua commissione tecnico-scientifica per decidere di tutte le sperimentazioni e le proposte di sperimentazioni che sono arrivate e che arriveranno nei prossimi giorni, per poi trasmettere alla commissione tecnica scientifica presso la Protezione Civile gli studi che saranno approvati. È importante, per accelerare, dire anche che sarà contenuta una norma di semplificazione dell'emissione dei pareri dei comitati etici, avendo un solo comitato etico nazionale per esprimere tale parere presso l'ospedale Spallanzani. Giovedì scorso abbiamo approvato la prima sperimentazione clinica con un nuovo antivirale. I giornali gli hanno dato notizia che il Remdesivir, con 2 studi sperimentali, cioè randomizzati e comparativi, e anche un uso compassionevole del farmaco. Questo protocollo è già attivo. Oggi annunciamo, c'era molta attesa perché i giornali ne hanno parlato molto, anche in termini di forse eccessiva generazione di alte aspettative su questo farmaco come un farmaco già studiato. Il farmaco è il tocilizumab, che è un farmaco già approvato per l'artrite reumatoide, su cui ci sono dati preliminari promettenti. Si è impostato un ampio studio di fase 2 per valutarne l'efficacia e la sicurezza su 330 pazienti. Lo studio partirà giovedì prossimo e ha lo scopo di rapidamente valutare il possibile impatto del farmaco.
E sono tantissimi i messaggi che ci state inviando. Il nostro numero lo vedete, 340 3218 806. Andiamo a leggerne qualcuno assieme, come quello di questa nostra telespettatrice che dice: salve, sono una signora di 48 anni, vivo a Cusinati di Rosà, ho 3 figli ed è vero che la situazione è critica, ma se tutti non rispettiamo le regole mettiamo a rischio la nostra vita e quella degli altri. Io sono una persona a rischio, però lavoro ancora. Sono positiva perché stando alle regole, rispettando i consigli, positiva nel senso ottimista, voglio precisarlo, rispettando i consigli sono sicura che andrà tutto bene. Cerchiamo di essere uniti, di aiutarci tutti, solo così possiamo far vedere al mondo che l'Italia è grande e unica davvero in tutto il mondo. E ancora, per evitare o alleggerire il contagio bisognerebbe che le mascherine venissero consegnate al popolo gratis, in quanto ci sono troppe persone che non hanno la possibilità di acquistarle. Beh, in effetti lo scopo delle mascherine che verranno distribuite prossimamente, una volta che saranno tutte quante ultimate grazie al contributo di Grafiche Venete, saranno distribuite gratuitamente. Il Presidente Zaia lo ha precisato nel corso della conferenza stampa di oggi. E ancora Luca Zaia, un nome da portare sempre nel cuore per quello che fa per i veneti. Grazie infinite. E questa nostra telespettatrice ancora una volta ci dice: restate a casa, assolutamente. Questa persona invece dice che è in attesa di capire quando potrà ritirare la mascherina. Guardi, allora diciamo alla nostra telespettatrice che assolutamente appena anche noi avremo notizie su come verranno distribuite, quindi sulle modalità di distribuzione e su come andarle a recuperare, senz'altro nei nostri telegiornali vi daremo tutte le informazioni necessarie e indispensabili, quindi continuate a seguirci. E a proposito di casi invece positivi e di situazioni davvero drammatiche, andiamo nella casa di riposo di Merlara nel Padovano. È morta nella notte dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale perché le sue condizioni erano peggiorate. Aveva 85 anni la quarta vittima del coronavirus ospite della casa di riposo Scarmignan di Merlara. Un bollettino tragico che viene aggiornato quotidianamente con decessi e contagi. Al momento però manca ancora il risultato dei nuovi tamponi effettuati nella mattinata di martedì. Il sindaco Claudio Corradini è in attesa di sapere anche il risultato e continua a chiedere dispositivi di sicurezza per gli operatori della casa di riposo, ridotti al minimo visto che su 43 ben 24 sono positivi al virus. Le vittime nel Padovano ieri in totale sono state 4, oltre all'anziana ospite della casa di riposo di Merlara. In ospedale a Padova è morto un 82enne di Altichiero e a Schiavonia sono morti un 82enne di Monselice e un 81enne di Limena. E leggiamo assieme altri messaggi che arrivano alla nostra redazione. Buongiorno, sono stata lunedì all'ospedale di Montebelluna perché avevo un appuntamento per un controllo al bambino in ortopedia. Sono rimasta scioccata, scrive la nostra telespettatrice, nel vedere tanta superficialità. Siamo entrati in ospedale senza mascherina perché introvabile, sia io che mio figlio. Nessuno ci ha controllato, nessuno ci ha bloccato finché non siamo arrivati in reparto. Mi aspettavo molto più controllo, almeno in entrata. In effetti è una preoccupazione non da poco da parte soprattutto di un genitore, di una genitrice nello specifico, vedere che si va in ospedale e nessuno controlla, nessuno dice niente, quando invece proprio negli ospedali, nelle strutture sanitarie ci vorrebbe il controllo assoluto e la tutela assoluta dell'incolumità propria e degli altri. 15 giorni che segue Rete Veneta e dice nessuno che chiede l'intervento delle forze armate. L'intervento delle forze armate, ci sono i controlli delle forze dell'ordine che stanno, e tra l'altro sono sempre più intensificati, sono sempre più precisi, sempre più puntuali, ed effetti noi nei nostri telegiornali vi diamo conto tutti i giorni del numero di persone che vengono denunciate, sono davvero tante comunque, denunciate perché violano questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vanno in giro senza rispettare le dovute regole e tra l'altro poi accampano le scuse più assurde, più impensate. Le forze dell'ordine, le forze militari, la forza armata sarebbe proprio l'extrema ratio, l'ultima spiaggia, perché in teoria dovrebbe essere
la gente, dovrebbe essere il singolo cittadino, il singolo individuo che, usando il buon senso e mettendo in pratica un senso di responsabilità, dovrebbe mettere in pratica appunto quello che è il primo dettame che arriva ormai da settimane dalla regione, soprattutto dal presidente Zaia, che dice: restate a casa, restiamo in casa. Abbiamo sentito sindaci, abbiamo sentito davvero tutte le istituzioni e non solo, il mondo dell'imprenditoria, il mondo dell'economia, quant'altro, insomma tutti che invitano le persone a stare a casa perché è l'unico modo per evitare il contagio. E tra l'altro un periodo non certo semplice, perché stare a casa non è semplice per tante persone che si trovano ad affrontare, magari che sono da sole e si trovano ad affrontare con più difficoltà questa solitudine, questo isolamento, e ci sono degli psicologi che hanno attivato anche un numero detto proprio d'emergenza, una chiamata d'emergenza che potrebbe in tanti casi aiutare le persone a superare questo momento particolare di solitudine e di isolamento. Tanti di noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo pubblicato sul nostro sito aziendale la possibilità ai reparti, a tutti quelli che ci chiederanno, di una consulenza psicologica in situazione di emergenza. Ecco, quali sono le necessità psicologiche prioritarie in questo momento per quanto concerne i sanitari? Allora, per quanto riguarda chi è in prima linea, la grande angoscia di venire infettati, la grande angoscia e paura di portare il virus a casa alle proprie famiglie, e soprattutto la tensione di questo nemico invisibile che crea tanta paura e quindi anche tanta angoscia. E diamo una copertura per tutte le giornate della settimana. Siamo preparati, abbiamo fatto corso di formazione intorno alla psicologia dell'emergenza, c'è un approccio psicoterapico che si chiama EMDR, che è una tecnica che si utilizza nei casi di trauma o nei casi di forte stress. In questo momento questo nemico invisibile sta creando tanta angoscia all'interno delle famiglie, quindi tanti timori, c'è chi aumenta con disturbi di tipo ossessivo-compulsivo e quindi la tensione cresce, ed essere chiusi in casa, non poter uscire con questa tensione a volte può diventare esplosivo. Che consigli pratici si sente di dare ai trevigiani e ai veneti? Approfittiamo di questo momento, è come se la vita ci chiedesse di fare una pausa, un pit stop, stiamo un po' più tranquilli, riflettiamo un po' di più, facciamo un'analisi un po' di tutto quello che facciamo nella quotidianità e aumentiamo i nostri livelli di consapevolezza, che vuol dire come ci comportiamo, come stiamo con gli altri, come possiamo migliorare la nostra vita. I ragazzi, i bambini, gli adolescenti, come stanno vivendo questo momento? Beh, gli adolescenti stanno negando un po' la cosa. Io ho 2 figli adolescenti, sono preoccupati, sono angosciati, ma stanno avendo quell'atteggiamento superficiale, cioè apparentemente superficiale, come dire la cosa non ci tocca, non ci riguarda, però si sente che sono preoccupati. Ai bambini va spiegato tutto al loro livello e con le giuste parole, ma gli va spiegato che comunque si sta affrontando una situazione di emergenza, che facendo le cose giuste si può anche, come dire, si può soprattutto essere positivi. E gli anziani? Gli anziani è il vero problema, perché se gli adolescenti riescono in qualche modo a rapportarsi tramite i social, sono in continua comunicazione, si guardano, si vedono attraverso le chat, eccetera, eccetera, agli anziani in questo momento sta mancando il canale di socializzazione principale, che per esempio uscire, andare a prendere il pane, il giornale, incontrare gli amici, farsi una partita a carte. Ecco, dovrebbero cercare di utilizzare più anche loro i social e cercare, come dire, di implementare in altro modo le forme di socializzazione. Di conseguenza bene che ci sia questo gruppo di esperti che si mette a disposizione delle persone più fragili, che si fanno fatica ad affrontare questo momento così difficile perché si sentono ancora più soli, ancora più isolati. Chiedo alla regia se riusciamo a collegarci, se siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Gabriella Basso da Vicenza. Gabriella, ci sei?
Sì, buongiorno a te Vanessa e ai Eccoti. telespettatori da Vicenza. Bene, allora dicevi che il Comune di Vicenza sta attuando un piano specifico rivolto, prima era soltanto un po' un'idea, adesso diventa una concretezza, un piano rivolto alle persone che in realtà non hanno un'abitazione, restare a casa è l'imperativo di questi giorni, però c'è chi una casa non ce l'ha o c'è chi si trova in fortissima, grandissima difficoltà. Come si sta comportando il Comune di Vicenza, Gabriella? Sì, hai detto bene Vanessa, effettivamente dall'hashtag io sto a casa all'hashtag io vorrei stare a casa, e questo l'impegno dell'amministrazione comunale insieme con la diocesi vicentina, con la Caritas, che ha fatto un progetto a sostegno delle persone senza fissa dimora, un progetto però composito, per l'obiettivo è far sì che le persone senza fissa dimora, che sono già aiutate, però rimangano nelle strutture che sono loro preparate, adibite, possiamo definire così. Già a Vicenza sono 3 strutture, c'è l'albergo cittadino, una struttura della Caritas e poi il dormitorio di Ponte Pusterla. Vieni presente che già qui sono circa 130 persone che vanno abitualmente, solo che fino a poco tempo fa, prima dell'emergenza ovviamente coronavirus, erano strutture che servivano solo per dormire la notte, Sì. al massimo una prima colazione, il bagno e basta. Poi i senza fissa dimora giravano appunto per la città. Adesso l'obiettivo proprio per l'emergenza è dare loro una struttura dove stare tutto il tempo dentro, il più possibile dentro ovviamente. Certo. Sono state allestite anche delle tende e soprattutto in queste strutture, a queste 3 strutture se ne aggiunge una quarta per riuscire a intercettare anche quelli senza fissa dimora più recidivi, quelli che sono più difficili da convincere a stare in un luogo tra virgolette chiuso, perché in realtà non è che sono segregati dentro, non possono uscire, però l'obiettivo è stare a casa, stare dentro quindi, per non girare per la città e diventare possibili fonti di contagio. Indubbiamente. Ecco, la cosa importante è che soprattutto viene istituito anche un servizio di mensa, nel senso che dal mezzanino, la struttura del mezzanino fornirà i pasti, pranzo, cena e colazione a tutte e 4 le strutture. In questo modo i senza tetto non dovranno uscire per recarsi una mensa piuttosto che in un'altra, ma potranno rimanere lì. Ecco. Ovviamente ci sono delle persone formate proprio per stare con loro, per fargli rispettare le misure, per anche prendere la temperatura, per vedere come stanno di salute. Quindi verranno controllati anche proprio a livello di salute per verificare che non ci siano persone Contagi, certo. che possano contagiare le altre. Ecco, poi si diceva durante proprio anche questa nostra lunga diretta, si parlava dei controlli che continuano ad essere fatti dalle forze dell'ordine. Nello specifico a Vicenza com'è la situazione controlli? Perché poi si diceva che anche tante persone vengono denunciate e c'è chi tira fuori le scuse più assurde, più impensate per giustificare l'uscita non necessaria. Sì, infatti guarda, la cosa intanto che da subito da far notare, perché tra lo sciacallaggio di quelli che vendono le mascherine a prezzi impossibili, anche a chi è arrivato addirittura a rubarle. È il caso per esempio proprio di ieri sera, è successo a una badante 31enne di nazionalità ucraina di Thiene, che ha appunto denunciato ai carabinieri questo furto dalla propria autovettura, quindi le aveva lasciate nel sedile appunto dell'auto una confezione di mascherine PP2, FP2, quindi anche mascherine di quelle con i filtri e quindi anche particolarmente ricercate, possiamo definire, e ne ha portato via la confezione con 10 mascherine che lei usava proprio per evitare di contagiare la signora anziana di cui faceva la badante, quindi siamo proprio ormai arrivati a qualsiasi livello. All'eccesso proprio. Esatto, poi per quanto riguarda i controlli, effettivamente i carabinieri, soprattutto da Vicenza, tutto il territorio vicentino, fanno controlli a tappeto e appunto già ieri sera ne hanno denunciate 21 persone perché appunto come dicevi tu con delle scuse a volte assurde, da quella che porta fuori il cane in macchina, dice che va fuori con il cane ma il cane è in macchina, quello che dice di dover andare a sistemare il vigneto piuttosto che a raccogliere gli asparagi,
o addirittura c'è chi semplicemente è andato dall'amorosa e sta tornando a casa come niente Certo. fosse. O la signora, ancora, del cane. Sì, esatto, la signora del cane con il cane in macchina, ma anche i ragazzini, ci sono un gruppo di ragazzini proprio ieri sera che erano usciti perché non ne potevano più di stare a casa, non ce la facevano più. Almeno però loro sono stati sinceri, hanno detto non ce la facciamo Sì. più a restare in casa, per quanto sia assolutamente da non fare, però almeno sono stati sinceri, non hanno tirato fuori scuse assurde. Certo, ecco, l'altra cosa, aggiungo solo un'altra cosa, è il fatto che tante volte, oltre al fatto di non avere una giustificazione, a volte tengono anche comportamenti non idonei, cioè nel senso che non tengono le distanze. Sì, certo, è importantissimo, ricordiamo il metro di distanza, però tanti pensano che siano tutti particolari irrilevanti. E ascolta Gabriella, prima di salutarti, che aria si sta respirando a Vicenza in questi giorni? Allora, diciamo che la gente è abbastanza attenta soprattutto a mantenere distanze, non uscire troppo, anche stamattina eravamo in centro a Vicenza, c'era poca gente, c'è ancora gente che esce per portare a spasso il cane piuttosto che fare la spesa, giustamente. Però diciamo che tendenzialmente la città è proprio deserta, quindi proprio un'attenzione a mantenere le misure per uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza, tornare a vivere il prima possibile. E le persone Diciamo che le poche persone che siete magari riusciti ad avvicinare hanno espresso timori, paure, preoccupazioni particolari, No, insomma. allora, guarda, l'unica cosa che ho potuto rilevare è un po' anche gli anziani, cioè molti anziani che dico beh tanto stanno a casa, in realtà sono anziani anche molto attivi, per cui gli manca proprio l'uscire, il socializzare, c'è chi mi ha detto che gli manca andare a teatro piuttosto che andare a bere il caffè semplicemente con le amiche. È più sentita anche dagli anziani questa, diciamo, clausura, questa dover stare in quarantena. Certo. E di giovani fuori se ne vedono veramente pochissimi, sono più, diciamo, adulti che vanno a fare la spesa o l'anziano che esce con il cane. Giovani ragazzi se ne vedono pochi veramente, e diciamo che l'unica preoccupazione è che deve finire, cioè la speranza è resisto, sto a casa, ma finirà. Indubbiamente, grazie allora alla nostra Gabriella Basso da Vicenza che ci ha così illustrato un po' lo spaccato di quanto sta accadendo in città e provincia. E restiamo nella diocesi di Vicenza perché grazie a Don Alessio che ha inviato un video in cui illustra un po' tutte le iniziative che saranno attive dalle prossime ore, promosse direttamente dalla diocesi. Allora vediamolo assieme. Il Vescovo di Vicenza invita domani, giovedì 19 marzo, alla preghiera del Rosario in tutte le case degli italiani. Alle ore 21, nella festa di San Giuseppe, tutta la Chiesa italiana vuole unirsi in questo momento di preghiera. San Giuseppe, patrono dei papà, delle famiglie, della Sacra Famiglia, ma anche di tutta la Chiesa, perché ci liberi da questo male. Le campane nella diocesi di Vicenza suoneranno a distesa in tutte le chiese alle ore 21 per richiamare a questo momento di preghiera e dare un segno di fiducia e di speranza. Invitiamo tutti i fedeli a mettere alle finestre delle loro case un drappo bianco e una candela accesa. C'è anche una proposta per i più piccoli. Sul sito della diocesi di Vicenza trovate questo disegno da colorare e da completare. È la Madonna di Monteberico, la nostra Madonna. I bambini sono invitati a disegnare sotto il manto della Madonna la loro famiglia, i loro cari, per chiedere anche in questo modo la protezione della Vergine. Il Vescovo di Vicenza sarà in diretta su Radio Oreb dalle ore 20 per preparare a questo momento di preghiera che potrà poi essere seguito sulla stessa emittente cattolica. Ecco, al proposito ricordiamo che tutti i giorni dalle 18 è possibile seguire la Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova.
Vediamo, ecco, non c'è, ecco, la regia mi dice che non è ancora disponibile. Prossimamente, ecco, vedremo lo spot che è stato realizzato proprio per comunicare a tutti quanti questa bella iniziativa che è iniziata proprio, ha preso il via il lunedì scorso, quindi lunedì il 16 di marzo, e che vede tutti i giorni alle 18 trasmettere la messa in diretta proprio dalla Basilica del Santo, quindi una grande emozione, un grande senso di pace che viene diffuso proprio, tra l'altro, in questa splendida basilica. Adesso andiamo a Venezia, ci occupiamo dell'attività che l'ULSS Tre Serenissima ha avviato rispondendo alle richieste della Regione Veneto, tutto quello che riguarda il lavoro del personale dello Spisal, i controlli quindi nelle aziende, cominciare da quelle più grandi e poi via via andando a quelle con numero di dipendenti minore, e poi quello che va sotto il nome di piano tamponi. Vediamo assieme. Secondo quanto indicato dalla Regione Veneto, l'ULSS Tre Serenissima intraprende 2 importanti azioni nel contrasto alla diffusione del coronavirus. La prima è il piano Spisal, avviato lunedì, affidato al servizio prevenzione, igiene e sicurezza ambienti di lavoro. Siamo andati nel territorio attraverso i nostri servizi Spisal per verificare come vengono applicate le norme sul coronavirus, a tutela dei lavoratori, a tutela della comunità. Abbiamo visitato ieri 9 aziende, abbiamo cominciato dalle aziende più importanti, quelle con maggiori dipendenti, e abbiamo analizzato anche delle aziende da cui ci provenivano alcune segnalazioni. I controlli sono stati direi sufficienti, positivi, nel senso che non abbiamo evidenziato alcuna inosservanza, abbiamo dato invece numerosi suggerimenti su azioni di miglioramento. In questa fase i servizi cercano di sviluppare quelle che sono attività di educazione sanitaria in primis, non vanno a sanzionare le imprese ma ad accompagnarle nel percorso più idoneo per attualizzare le misure di igiene e di sanità negli ambienti di lavoro in tema di coronavirus. L'altro piano importante è il cosiddetto piano tamponi. Va ad affiancarsi a quello che stiamo già facendo con i soggetti positivi. È un piano che riguarda in particolare i dipendenti dell'azienda sanitaria e le persone che sono convenzionate con l'azienda sanitaria. Quindi da una parte andremo a controllare, a screenare tutti i nostri dipendenti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi, e dall'altra andremo a offrire il tampone ai medici di medicina generale, ai medici della continuità assistenziale, la guardia medica, agli specialisti e ai farmacisti e a coloro che lavorano anche nelle parafarmacie, e poi andremo nelle strutture per anziani a dare questa opportunità di fare il tampone ai dipendenti di queste strutture. Un'azione importante che riguarda ben 11.133 operatori dell'ambito sanitario. I controlli dei sanitari degli ospedali e del territorio avverranno parallelamente. Sul territorio saranno i medici predisposti a spostarsi con unità mobili, mentre nell'area ospedaliera i test saranno effettuati in primo luogo a quei sanitari che operano in reparti e realtà con maggior contatto con pazienti affetti da coronavirus. Ricordo che l'azienda sanitaria veneziana ha già potuto screenare ben 889 persone, con un risultato di tamponi positivi che riguardano 46 persone, il 5,2%, e quindi con questi tamponi abbiamo screenato ben il 12% della nostra popolazione, sanitaria, dei nostri collaboratori. Abbiamo sentito quindi l'ULSS Tre Serenissima come sta attivando tutto questo piano che è stato indicato dalla Regione Veneto in merito ai controlli delle aziende da parte del personale dello Spisal e tutta la questione invece tamponi. Parlando di controlli, restiamo proprio a Venezia e vediamo un po' com'è la situazione. Vedete la gente che corre, fa jogging, quello che viene chiamato jogging, che pare sia consentito, i controlli, il personale, sempre carabinieri, forze dell'ordine presenti in diversi punti della città, che però, come abbiamo visto soprattutto negli ultimi giorni, e le immagini sono più che mai eloquenti, parlano chiaro e dicono, mostrano davvero come la gente
stia rispettando questa forte richiesta che diventa una necessità, diventa indispensabile per limitare ogni tipo di contagio, di stare a casa. Di conseguenza poco fa abbiamo visto le persone che correvano, erano soltanto 3 persone, tra l'altro ecco, li vediamo, sono anche sembrano anche abbastanza ben lontani uno dall'altro, di conseguenza insomma un buon segno perché la gente sta ascoltando. Purtroppo non è così dappertutto, però almeno nelle grandi città, Vicenza, Venezia, abbiamo visto anche una Bassano del Grappa nei giorni scorsi, Padova, sono totalmente deserte, Treviso lo stesso. Adesso invece andiamo a vedere l'intervista che ci ha rilasciato Giorgio Polegato, presidente della Coldiretti di Treviso, che ha lanciato tra l'altro un forte appello ad acquistare i prodotti rigorosamente locali. Noi stiamo monitorando per tutti i nostri settori, chiaramente quelli più in difficoltà oggi è in particolare il latte, perché con la chiusura del canale Oreca, chiusura di tanti locali, ristoranti, bar che conosciamo, c'è stato un crollo di questo tipo di consumo, perciò tutto quello che è il latte che viene consumato quotidianamente in quel canale lì oggi si trova nelle stalle, perché anche chi lo deve lavorare ha un'eccedenza di questo prodotto, perciò chiediamo che ci sia una solidarietà in questo, che si trovi il modo di comunque rimetterlo sul mercato, evitando magari acquisti e sospendendo gli acquisti che vanno fatti all'estero, perché ricordiamo che per un 50% del latte che consumiamo in Italia è di produzione estera, perciò viste le difficoltà che ci sono anche di approvvigionamento e di trasporti, dobbiamo assolutamente privilegiare quello che è il Made in Italy, quello che in particolare si produce qui a Treviso, perché abbiamo tanti produttori che non sanno cosa farne del latte. Un altro settore che sta vivendo un momento molto difficile è il florovivaismo, perché tutte le serre, tutto quello che erano le piantine da orto o da giardino che venivano poi rimesse sul mercato in questo periodo sono assolutamente in crisi, non si possono vendere perché i negozi sono chiusi, perciò vuol dire milioni di euro che vanno in fumo, piante che dovranno essere distrutte, e perciò le aziende sono anche qui in grande difficoltà, aziende piccole e medio grandi che non hanno assolutamente sbocco di nessun genere sul mercato. E anche qui bisogna pensare a far sì che queste aziende possano comunque in qualche maniera, in qualche modo sopravvivere a questo tsunami che è arrivato. Un altro comparto è il settore vinicolo, perché tutti quelli che operano nel canale Oreca, vedi in particolare l'area della Conegliano Valdoviale, non solo, anche della zona del Prosecco e del Pinot Grigio, tutte quelle aziende che comunque vivono con la ristorazione oggi sono sostanzialmente ferme, non c'è la possibilità in nessuna maniera di poter sopperire ai volumi che prima si faceva in questo settore qui. Insomma, un appello forte, anche perché la situazione è difficile e non è soltanto difficile in questo momento, ma sarà poi difficile davvero recuperare tutto questo tempo nel momento in cui l'emergenza finirà e si dovrà ricostruire davvero passo per passo tutto il nostro tutta la nostra economia, insomma, ricostruire, riportare tutta la nostra economia al livello di pochissimi mesi fa. Belli messaggi che arrivano. Sto cercando di non pensare, difficile, alla situazione, ribaltando la casa come un calzino, facendo pulizia, tende, finestre, lampadari e quanto si può fare per una casa. Questo significa, scrive questa nostra telespettatrice, che io sto a casa, mentre qui in condominio ci sono ragazzini che giocano a palla, vanno in giro in bicicletta, ma i genitori non hanno un minimo di buonsenso, ci chiede questa nostra telespettatrice. E intanto grazie mille per la disponibilità che ha il nostro governatore Zaia e un abbraccio forte a tutti voi che rischiate sempre per noi. È evidente che molte persone hanno il cervello che ruota alla rovescia e si riferisce di conseguenza a tutte quelle persone che non stanno a casa, non hanno nessuna intenzione di ascoltare queste direttive, forse perché si sentono immuni da tutta questa situazione. E dovremmo essere collegati adesso con la nostra Tiziana Bolognani che ci dà un po' di informazioni che arrivano direttamente dal Bellunese. Tiziana.
Sì, buongiorno a voi da Belluno. Cominciano ad aumentare i casi di positività in provincia, il dato sta allarmando i cittadini, il motivo è semplice ed è il raffronto tra il numero di contagi e la popolazione che si aggira attorno ai 200.000 abitanti. Il bollettino di oggi, 140 i casi positivi, 24 in più rispetto a ieri, 27 le persone ricoverate in area non critica, 7 in più rispetto a ieri al San Martino di Belluno e 10 a Feltre, una in più rispetto a ieri. 4 le persone ricoverate in terapia intensiva che, come vi abbiamo riferito ieri, sono pazienti che arrivano dagli ospedali della provincia di Treviso. Ma il dato preoccupante di oggi è la situazione della casa di riposo di Puos dal Pago, dove, come riferisce il settimanale diocesano L'Amico del Popolo, che ha preso la notizia da fonte regionale, ci sono ben 13 persone positive al coronavirus. Ieri il direttore dell'ULSS Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, in conferenza stampa ha fatto solo un fugace cenno alla preoccupazione per le case di riposo. La situazione invece appare grave, almeno nella struttura di Puos, e probabilmente non sarebbe l'unica. L'altra notizia che preoccupa è la chiusura della stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo, dove un finanziere è stato trovato positivo. Tutto il personale si trova in isolamento fiduciario domiciliare. I sindaci sono in allerta. Poco fa il primo cittadino di Cortina su Facebook ha scritto di aver ricevuto questa mattina dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS di Belluno il nuovo bollettino con l'esito dei tamponi eseguiti ad alcuni cittadini residenti nel comune. Ad oggi risultano 4 persone positive al Covid-19. Ghedina scrive che l'ULSS di Belluno ha assunto ogni precauzione, disponendo l'isolamento dei pazienti e attuando un rigido protocollo. Si tratta di notizie con tutta evidenza che ci devono indurre a comportamenti ancora più severi e attenti per evitare la diffusione del virus. Stare a casa non è un invito, ma un obbligo anche per i turisti. E nel bellunese oggi è davvero giornata di fortissime polemiche dopo le dichiarazioni del presidente Zaia, che nella conferenza stampa di ieri ha detto che mai un turista sarà allontanato, anzi è il benvenuto. Una frase che ha scatenato feroci critiche da parte dei sindaci, che ripetutamente stanno chiedendo ai proprietari delle seconde case di evitare spostamenti in questo periodo. C'è da dire che il governatore ieri ha risposto ad una domanda, chi gli ha chiesto di commentare le parole del presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccer, che è stato chiaro sulla posizione dei non residenti invitati a tornare a casa. Siamo preoccupati, ha detto il presidente altoatesino, di poter garantire la copertura sanitaria per tutti, ed è questa la linea anche del Veneto, che ha invitato il governo a fare chiarezza sul DPCM del 9 marzo proprio in relazione alla possibilità di poter garantire cure a tutti. Il concetto è che il turista che non ha la residenza nei luoghi di villeggiatura non può avere il medico di base e quindi, in caso di necessità, non c'è la possibilità reale e concreta di potergli garantire l'assistenza sanitaria. Da Belluno è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani per questi aggiornamenti. Io vorrei approfittare per leggere un messaggio che dà un grande senso di positività, che è arrivato alla nostra redazione. Buongiorno, sono una mamma che ha la figlia ricoverata a Padova in dolce attesa, che è stata colpita da questo mostro invisibile. Dopo alcuni giorni con febbre a 38,5 all'improvviso le è balzata a 40 gradi, subentrando anche difficoltà respiratoria. Portata via con l'ambulanza subito all'ospedale di Cittadella, poi per lo stato di gravidanza è stata trasportata a Padova in codice rosso. Accolta sono partiti con ossigenoterapia, flebo. Purtroppo con il passare delle ore il suo stato peggiorava. Per procedere con delle cure più aggressive che il piccolo non avrebbe sopportato, i medici hanno dovuto prendere la drastica decisione di intubarla e procedere con urgenza con un parto cesareo. Hanno fatto nascere il bambino di 25 settimane, 840 grammi di peso, e a sua volta intubato per farlo respirare. Le condizioni di mia figlia sono subito migliorate, rimasta in rianimazione 24 ore, ieri stubata, riportata in terapia intensiva, mentre nel frattempo anche il piccolo ha iniziato a respirare da solo. Vi scrivo questo messaggio, scrive questa nostra telespettatrice,
l'esperienza di questi giorni d'angoscia, un vero incubo, per ringraziare con tutto il cuore gli angeli che, mettendo a rischio la loro salute, la loro vita per salvare altre vite, senza la loro dedizione e professionalità, oggi potrei dover piangere una figlia e la sua creatura. Nel nostro caso hanno salvato 2 vite senza contare tutte le altre e ci permettono di guardare al futuro con più ottimismo. I sacrifici che fanno i medici e tutto il personale infermieristico è da lodare perché operano in condizioni disperate. Non ho parole, non so cosa dire, solo grazie, grazie, grazie. Dopo giorni bui, grazie agli angeli, la nostra famiglia è tornata a vedere il sole, spero di trasmettere un po' di speranza. Voglio raccomandare a tutti di restare a casa, perché non si può immaginare cosa passano le famiglie con un proprio caro colpito da questo maledetto mostro chiamato coronavirus. Grazie, davvero è un messaggio bellissimo che abbiamo voluto condividere, grazie per avercelo scritto. Immaginiamo davvero la gioia di questa nonna e di questa mamma, perché davvero il vedere salvata la vita della figlia e del nipotino, davvero, quindi abbiamo voluto condividerlo con tutti voi e grazie per avercelo inviato. E andiamo a Padova perché parole di speranza e parole ovviamente anche che continuano a ripetere ancora una volta di restare a casa e quant'altro arrivano anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. L'unico presente in sala giunta è il sindaco. Rimane in piedi mentre a turno tutti gli assessori arrivano, pronti, collegati. L'arrivo, infatti, avviene attraverso lo schermo di un monitor che riunisce puntuali tutti i membri della giunta padovana per il consueto appuntamento settimanale. Il lavoro a Palazzo Moroni non si ferma, ma continua osservando le misure di sicurezza. Gli assessori restano a casa, ma insieme al sindaco stanno studiando interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Prosegue la igienizzazione di tutta la città. Noi stiamo igienizzando con una grande macchina lavastrade e con più idropulitrici e le faremo azionare di fronte a tutti i negozi essenziali, tutti i punti vendita. Parlo di farmacie, tabaccherie, negozi alimentari, panifici. Andremo avanti fino al 24 di marzo. Ricordo che per fare ogni quartiere ci vogliono 2 giorni per quartiere e quando abbiamo terminato riprenderemo dall'inizio e continueremo. È essenziale la pulizia, del quartiere, come è essenziale la pulizia e l'igiene di ognuno di noi. Vi ricordo, dovete lavare le mani, tenere la distanza tra uno e l'altro è fondamentale. Solo in questa maniera riusciamo a evitare il contagio e più possibile rimanete a casa. Lo so che è difficile, ma rimanete a casa. E allora, a proposito, io ne approfitterei, visto che sono tantissimi messaggi che stanno arrivando alla nostra redazione, ne approfitterei proprio per ricordarvi il discorso delle mascherine. Oggi in conferenza stampa nella sede regionale della Protezione Civile il presidente Zaia ha parlato di queste mascherine che sono state prodotte dalla Grafica Veneta SPA, l'azienda leader mondiale per la stampa, e sono state illustrate nello specifico, oltre al governatore Zaia, anche dal titolare di Grafica Veneta Fabio Franceschi, che tra l'altro vedete nella foto assieme agli altri 2 assessori Bottaccin e Lanzarin. Tra pochissimo le finora introvabili mascherine per la protezione della gente comune dal coronavirus potrebbero non essere così più inarrivabili. Si tratta di una mascherina dall'aspetto inedito, realizzata con un tessuto non tessuto, consistente, morbida, resistente all'umidità e elevata capacità di barriera, facile da indossare anche per gli anziani ed è utilissima per la protezione delle persone nell'ambito della vita quotidiana. Al momento, ha annunciato Zaia, sarà distribuita dalla Protezione Civile e dai volontari in confezioni da 10 a 20 pezzi in punti particolarmente adatti a creare un'osmosi di diffusione su tutto il territorio, ad esempio fuori dagli ospedali ai visitatori che arrivano senza protezione, nei supermercati e nella rete commerciale ancora aperta. Adesso al momento non si sa ancora quando queste mascherine entreranno, cominceranno ad essere distribuite, però in ogni caso nei nostri telegiornali voi continuate a seguirci perché vi comunicheremo senza ombra di dubbio tutte le modalità per andarle a trovare, reperire o capire dove vengono distribuite. E allora dicevamo, tanti messaggi, tante fotografie, video che arrivano alla nostra redazione, vediamone assieme qualcuna.
arcobaleni, tante bandiere tricolore e le due scritte che davvero sono le regine di questi giorni, andrà tutto bene e io resto a casa. È arrivato un messaggio al nostro numero 340 3218 806. Buongiorno, sono Luigi di Vicenza. Ho sentito che il virus muore a 60 gradi. Non si può fare un esperimento con i fanghi? Grazie. Presumiamo che chi si sta occupando di questa ricerca in maniera così serrata per cercare di arrivare alla soluzione e trovare un elemento che possa, un antidoto, chiamiamolo così, a questo virus, stia prendendo in considerazione un po' tutte quante le sfaccettature, quindi anche tutte le ipotesi, insomma, possibili e immaginabili. Non compete certo a noi dire in che ambito poter indirizzare le ricerche, ma senz'altro chi di competenza saprà come fare. Ci separiamo per qualche minuto e poi rientriamo dopo la pausa.